Sono le 7 di sera quando i nomi iniziano ad apparire sulla parete del campanile di San Marco. La 26esima edizione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata dall'Associazione Libera, è anche un'occasione per ricordare a tutti che il Veneto e il veneziano non sono immuni dal cancro della criminalità organizzata. Andare in giro a raccontare queste cose, la gente ti guarda sempre un po' stranita, ma in realtà c'è e l'abbiamo scoperto noi con le nostre mani nel 2019 con i fatti successi a Eraclea e continuano a accadere anche se non ce ne accorgiamo. Un fenomeno che non solo esiste, ma si sta aggravando con la debolezza attuale del sistema economico, una debolezza che rafforza le possibilità di inserimento delle mafie, peraltro già in atto da tempo, nel tessuto produttivo del Nord-Est. Sappiamo che le mafie sono qui, sono presenti e sappiamo anche come si muovono. Abbiamo le prime sentenze, abbiamo le prime evidenze concrete di questa presenza mafiosa nel nostro territorio. L'allarme del prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, è rilanciato dalle associazioni sindacali che hanno partecipato alla manifestazione. Le società mafiose hanno quella liquidità che al momento può sembrare interessante, ma che poi alla fine distruggerà non solo le imprese, ma anche quella che è la società che abbiamo conosciuto. Il fatto che qualcuno proponga un'alternativa, che proponga una proposta che porti anche dal punto di vista finanziario qualche risultato, condiziona le persone e pur di accettare questo è disponibile a cedere su temi come i diritti sociali e i diritti del lavoro. Lei ha detto che ci sono difficoltà a coinvolgere i giovani su questi temi. E noi abbiamo notato questo nelle manifestazioni che abbiamo fatto a suo tempo, ho ricordato quella di Eraclea, e in piazza c'erano molte persone, ma giovani pochi.